Ecco i cittadini a 5 Stelle che ambiscono a un posto di presidente della Regione Veneto alle prossime elezioni della primavera 2015. Sono usciti dalla rosa di 48 che correranno alla carica di consigliere regionale, scelti a loro volta sul blog di Grillo dopo una votazione tra 108 autocandidati. Dei 10 in corsa, 3 sono della provincia di Venezia, 2 dal Trevigiano, dal Padovano e dal Veronese e 1 dal Vicentino. 7 uomini e 3 donne che hanno tutti una militanza piuttosto lunga nel movimento, tra loro la 5 Stelle più votata alle ultime elezioni a Chioggia. È importante darsi da fare, non c'è più il tempo e lo spazio per delegare altre persone. Abbiamo visto i danni che hanno causato a noi veneti, una regione che sembrava inattaccabile da questo punto di vista, ma è importante avere dei cittadini onesti che abbiano anche delle competenze per far chiarezza e sistemare le cose. Dei 10 candidati quasi tutti hanno una laurea, ben 3 in giurisprudenza, ma ci sono anche una psicologa, un fisico, 2 informatici e 3 periti. Alcuni operano già nei gruppi di lavoro del movimento, come Enrico Chiuso di Salzano, che si occupa di sicurezza idraulica nel triangolo Venezia-Padova-Treviso. Vedremo i problemi di tutte le 3 province, vediamo in particolare la sicurezza idraulica su che provincia è più colpita, senza che una vada a scapito dell'altra, lavorare insieme come gruppo le 3 province, vedere cosa è veramente indispensabile fare come grandi opere territoriali per salvaguardarlo questo territorio, perché lo stiamo un po' facendo morire. Quasi superfluo sottolineare come tutti e 10 aspirino a cambiare il Veneto. In Veneto noi abbiamo il primato di avere la Tangentopoli più grave di tutti i tempi che ha coinvolto il nostro paese e che ha visto sì un amministratore che attualmente non è più amministratore della provincia e della regione, che è Galan, ma il cui vice è attualmente candidato per la Presidente della Regione Veneto. E poi una condiscendenza, uso questo termine, una condiscendenza delle opposizioni, senza delle quali questo disastro non si sarebbe mai potuto realizzare. Tra la prossima settimana e la fine di novembre i 10 aspiranti candidati verranno sottoposti alle domande online dell'elettorato grillino per provincia di appartenenza, la cosiddetta graticola. Quindi gli iscritti al blog del movimento li voteranno dall'1 al 5 dicembre. Si stimano in almeno 5.000 i veneti chiamati a scegliere il primo aspirante presidente a 5 Stelle della Regione Veneto.